indossare ancora il costume caratteristico del paese. Gli uomini, invece, come in tutta la Sardegna, lo hanno da tempo abbandonato. È stata l'esperienza collettiva fatta nelle trincee della Prima Guerra Mondiale a provocare l'abbandono del tradizionale abbigliamento maschile. Ma le donne di Ittiri, specialmente le ragazze, molto aperte alla suggestione del mondo moderno, ai nuovi modelli di vita illustrati dal cinema e dalle riviste femminili, sono riuscite a far coesistere il costume tradizionale e l'abbigliamento moderno. Le novità negli atteggiamenti si configurano dunque per le ragazze di Ittiri sotto forma di disinvolto compromesso. Sembra che il costume serva solo fuori dell'uscio della propria casa. Signorina, abbiamo visto che lei fuori di casa porta il costume tradizionale, come mai? Perché è l'usanza del paese. Abbiamo visto però che lei sotto il costume porta abiti moderni. Sì, perché a casa sono più pratici e più leggeri da portare. E perché non li porta anche fuori allora? Perché l'usanza sta scomparendo, comunque ci sono ancora che portano il costume e certe ragazzine portano anche il costume civile. Lei va a ballare, signorina? Qualche volta. Ma i genitori la mandano volentieri? Beh, sempre accompagnata. Ma di nascosto, qualche volta ci va da sola? No. Veramente? Ma ho saputo però che qualche volta, di nascosto, è vero? Beh, no? qualche volta.